Netta vittoria dell'Acregas sul campo pasqualino di Carini contro l'Ostico Resuttana San Lorenzo, dove si impone in scioltezza grazie anche alla grande verve dei giovani under schierati dal tecnico biancazzurro Nicolò Terranova. I giovani si sono infatti perfettamente integrati con i più esperti compagni di squadra, sciorinando azioni strappapplausi alla ventina di supporters biancazzurri arrivati da Agrigento per incitare i propri beniamini. L'alta posta in palio ha reso gli animi, specie da parte dei padroni di casa, un po' troppo nervosi e gli scontri sono stati molto frequenti, costringendo l'arbitro ad estrarre il cartellino giallo più volte per calmare appunto gli animi. Sin dai primi minuti si è vista la migliore predisposizione tattica dell'Acregas e che pian piano riusciva a spostare il proprio baricentro in avanti. Ed è così che alla prima azione pericolosa l'Agregas riesce a fare centro. Delizioso tap-in di Semensin in aria che supera un avversario, ma quest'ultimo istintivamente intercetta con un braccio il pallone. È calcio di rigore sacrosanto che Desiderio Garufo trasforma. Corre il 15° e la compagine dei templi è padrona del campo e continua a sfiorare ripetutamente il raddoppio con i vari Pavisic e lo stesso Semensin. La lotta si fa sempre più cruenta e proprio all'ultimo minuto del primo tempo arriva il bis con il giovane under Ivan Bonanno che si infila tra le maglie degli avversari e poi deposita il pallone con un perfetto diagonale. Nel secondo tempo timida reazione del Resuttana, ma la gara è saldamente in mano biancazzurra e al 63° coglie il tris con il nuovo entrato Vitelle. Adesso sarà finale del girone A con il Don Carlo Misilmeri che pareggiando con la Mazzarese ha superato il turno. Per l'Acregas comunque domenica prossima sarà sfida campionata del Seneto con il Castellammare. Mister, un'altra grande prova di forza dell'Acregas che batte il Resuttana San Lorenzo per 3-0 e si qualifica per la semifinale della Coppa Italia di Eccellenza. Una buona prova da parte dei ragazzi, una prestazione più che sufficiente. Il nostro obiettivo è quello di superare il turno, di andare al turno successivo. Abbiamo rispettato quelle che erano le aspettative. Che partita è stata, mister? È stata una partita combattuta fino al nostro vantaggio, poi il doppio gol ci ha consentito di gestire al meglio anche in previsione della partita di domenica. Adesso testa al campionato, domenica la sfida contro il Castellammare del Golfo, avversario scorbutico. Sì, come al solito la partita più difficile è quella che si deve giocare e domenica noi affrontiamo un avversario abituato a fare campionati di sacrificio, abituato a sorprendere. Ogni anno in un modo o nell'altro riescono sempre a raggiungere l'obiettivo che si prefissano all'inizio, quindi per noi sarà un altro impegno importante. Garufo, tutto bene in casa Acregas che batte il Resuttana San Lorenzo per 3-0 nel match di ritorno e si qualifica per la semifinale di Coppa Italia di Eccellenza. Che partita è stata? Una partita difficile, sapevamo di incontrare una squadra che in campionato ha affrontato le big di questo girone facendo degli ottimi risultati, quindi abbiamo preparato bene la partita, consapevoli di affrontare una squadra che in casa ha fatto degli ottimi risultati. Anche oggi in gol ci hai preso gusto? Sì, per ora sta andando bene, sia per i risultati che anche per il gol sono felice, però a prescindere da chi segna sono felice se l'Acregas raggiunge l'obiettivo, quello dei 3 punti la domenica e il passaggio del turno oggi, quindi siamo in semifinale, siamo contenti, ora ci godiamo stasera questo traguardo e poi da domani inizieremo a preparare la partita di domenica. Infatti domenica l'Acregas affronterà in casa all'Esseneto il Castellammare del Golfo. Che gare ti aspetti? Sono tutte gare difficili, gare importanti perché ti danno i 3 punti e in questo periodo bisogna correre per dare continuità, per cercare di guadagnare ancora qualcosina su quelle che sono le nostre inseguitrici al momento e quindi una partita da non sottovalutare. Acregas in testa al campionato di eccellenza, Acregas avanti in Coppa Italia, qual è il vero segreto di questa squadra? Il vero segreto di questa squadra è la mentalità, la fame, la voglia settimana dopo settimana di capire
quali sono gli errori e lavorare su quelli. Le cose positive ci sono, vanno accantonate, non dimenticate, però bisogna migliorare sugli errori. Ora aspettiamo domenica, vogliamo un grande pubblico, vogliamo lo stadio pieno, perché questa squadra, questa dirigenza sta facendo grandi sacrifici per fare un campionato importante, e quindi ci aspettiamo che la nostra tifoseria domenica risponda al massimo.